polemiche dopo un nuovo fine settimana di disagi sul fronte del trasporto pubblico a Venezia e il dibattito arriva in regione. Il consigliere Montanariello sfida il comune a un confronto. Mezz'ora di pioggia e alcune strade del Miranese si sono allagate provocando disagi agli automobilisti, poi tutto è ritornato nella normalità. Nuovo appello dei carabinieri di Portogruaro alla ricerca del 53enne sospettato del tentato omicidio di 3 persone a Bibbione. Chi lo vede ci contatti immediatamente. Crisi idrica, il Comune di Venezia ha deciso di chiudere parte delle fontane pubbliche. Su 155 ne chiuderanno 61, circa il 40%, distribuite omogeneamente per sestieri. Il Veneto è in piena ripresa e sta recuperando quanto perso col Covid, ma all'orizzonte ci sono nuovi problemi, dalla guerra in Ucraina alla siccità. Venezia è stata esclusa dai primi 50 porti croceristici del Mediterraneo e dalla top 10 italiana, in cui fino al 2019 era al secondo posto dopo Civitavecchia. Conto alla rovescia per l'avvio dei saldi in Veneto che partiranno sabato. Gran parte dei negozi però ha meno giacenze a causa del Covid e gli sconti ne risentiranno. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque lo avete sentito, non cessano le polemiche dopo un nuovo fine settimana di disagi sul fronte del trasporto pubblico a Venezia. Il dibattito arriva fino in regione, il consigliere Montanariello sfida il comune a un confronto pubblico. Lunghe attese, vaporetti saltati, code eresse agli imbarcaderi e la polemica sui trasporti pubblici veneziani torna nuovamente rovente dopo un altro fine settimana di passione. Secondo la VM, di cui fa parte ACTV, i disservizi sono stati provocati da quasi 150 assenze che, tra malattie e permessi, hanno ridotto all'osso il personale. Vorrei dire che di servizi non ci sono stati solo in questo weekend, credo che sia più di un anno che si va avanti. Il problema non è legato alle assenze, il problema è legato che ormai la pandemia ha smesso di essere questa morsa restrittiva nei confronti di chi veniva a visitare la nostra città. Oggi siamo tornati a livelli normali di turismo e ancora non si è pensato a quali strategie e a quali servizi mettere in campo per far sì che ci sia un servizio degno di una città come quella veneziana. Consigliere regionale, sindacalista e dipendente ACTV, Jonathan Montanariello conosce dall'interno la realtà del trasporto pubblico veneziano e fa parte di quel movimento che ritiene pretestuoso imputare i disservizi ai dipendenti. Dicono che non trovano gente, però ricordiamoci che hanno fatto adesso, qualche giorno fa, un concorso per ricercare marinai. Insomma, da quando mondo è mondo i concorsi sono sempre stati fatti prima per avere i marinai pronti per la stagione estiva, non durante la stagione estiva. E se quelli precedenti nelle graduatorie vecchie hanno rinunciato è perché hanno tenuto lì una graduatoria ferma 3 anni, figlia di una programmazione del tutto assente, perché anche prima c'era bisogno di personale, c'era in graduatoria, non è stato chiamato. Quindi voglio dire, smettiamolo ogni volta di trovare un capro espiatorio. Prese di posizione analoghe sono arrivate anche dai sindacati. Dai banchi del Consiglio regionale, Montanariello rinnova l'invito all'amministrazione comunale di Venezia ad un confronto pubblico su ciò che sta succedendo. Basta attacchi gratuiti ai lavoratori AVM. La gente la dovete assumere voi. E se manca assumetevi le vostre responsabilità. Le scelte che sta mettendo in campo questa amministrazione, non solo il sindaco Brugnaro, anche l'assessore al trasporto e anche l'assessore alle partecipate, non sono sicuramente compatibili con quelle che sono le esigenze stesse che richiede un servizio in un momento importante sotto l'aspetto turistico come questo. Ora veniamo alla cronaca. Un uomo è annegato oggi pomeriggio nella spiaggia di Caorle verso le 15:30. Sarebbe entrato in acqua e poi gli addetti al salvataggio l'avrebbero portato a riva per le prime manovre di rianimazione, ma senza esito. Sul posto è atterrato l'elicottero del SUEM di Treviso, ma non c'è stato nulla da fare. Un'ora dopo un'ambulanza è intervenuta poco distante per soccorrere una turista tedesca di 83 anni che ha rischiato di annegare. È stata trasportata all'ospedale di Portogruaro e le sue condizioni sembrerebbero al momento sotto controllo. E c'è un nuovo appello dei carabinieri di Portogruaro alla ricerca del 53enne sospettato del tentato omicidio di 3 persone a Bibbione. Chi lo vede, dicono, ci contatti. Continuano senza sosta le ricerche dei carabinieri di Portogruaro, coadiuvati dai colleghi di altre zone, per trovare Arthur Axiu, il 53enne albanese sospettato del tentato omicidio di 3 colleghi avvenuto lunedì mattina a Bibbione.
I militari dell'Arma hanno lanciato un appello a chi dovesse vederlo, di avvisare con la massima urgenza segnalandolo al 112, ma al momento nessuno ancora si è fatto vivo. La zona di ricerca è ricca di aree rurali, quindi riuscire a trovare il fuggitivo è ancora più complesso. Ecco perché i carabinieri stanno adottando tutti i tipi di ricerche possibili, compreso l'utilizzo di droni, mentre in paese si cerca di mantenere la calma. C'è sconcerto e un po' di preoccupazione per quello che è accaduto. Abbiamo cercato di spiegare ai cittadini che l'evento non era legato, come ho già detto in altre occasioni, a criminalità organizzata o criminalità comune. È probabilmente una storia che riguarda questo soggetto come persona fisica, insomma, non è legato a niente, non so che tipo di legame, non ci è dato sapere che tipo di legame avesse con le altre persone, non sappiamo se è un problema di salute mentale o di rapporti interpersonali, insomma questi sono dati che sono in possesso degli inquirenti e che noi non conosciamo. Comunque diciamo c'è una suggerita tranquillità. Lunedì verso le 7, prima in via Pirano, in un condominio di via Vega, poi ci sono state 2 sparatorie, 3 le persone ferite, una in gravi condizioni, le altre 2 fuori pericolo. Sconosciuto al momento il movente. I carabinieri rinnovano l'appello a segnalare immediatamente chiunque avvistasse il fuggitivo. Ci affidiamo agli uomini dell'Arma, alla loro efficienza, sappiamo che hanno fatto i rilievi attraverso gli organi scientifici, insomma, deputati a questo tipo di compito e quindi siamo fiduciosi che in tempi brevi le cose si possono risolvere. Insomma. Veniamo al temporale che si è scatenato nella zona del Miranese nel primo pomeriggio. Pochi minuti di pioggia intensa e raffiche di vento sono bastate, lo vedete dalle immagini, per allagare alcune strade. Qualche pianta si è abbattuta in strada, le auto sono state costrette a procedere a passo d'uomo. Le previsioni meteo regionali dell'ARPA avevano anticipato lo stato di attenzione anche nel veneziano per i temporali e il maltempo che in terraferma si è abbattuto sui comuni del Miranese. Nel giro di mezz'ora la situazione è tornata alla normalità con una progressiva perdita di intensità del temporale, in calo le temperature, ma solo di poco, in particolare durante le raffiche di vento e la forte pioggia, dunque a fortunale ancora in corso. Il Veneto è in piena ripresa e sta recuperando quanto perso con il Covid, ma all'orizzonte ci sono nuovi problemi che conosciamo purtroppo, la guerra in Ucraina e la siccità. A Venezia Banca d'Italia ha fatto il punto sull'economia regionale. Noi abbiamo registrato una forte ripresa dell'economia del Veneto, diciamo che grazie anche alla manifattura che rappresenta l'aspetto di maggior rilievo ed è una caratteristica strutturale del Veneto. Neanche il tempo di festeggiare il recupero dei 2/3 di quanto perso per la crisi del Covid, che l'economia del Veneto deve già confrontarsi con nuove sfide. La guerra in Ucraina, innanzitutto. Secondo il report annuale della Banca d'Italia, pesa relativamente poco in maniera diretta, visto che l'export verso quei paesi è solo del 2,5%, ma provoca comunque conseguenze anche pesanti. Tutti gli effetti indiretti che vanno ad agire sui prezzi delle materie prime, sui tempi di consegna delle materie prime e sui prezzi dell'energia che tanto ci serve essendo una regione manifatturiera. Il tema dell'energia è tra quelli cruciali. Ai maggiori costi per famiglie e aziende si aggiungono le nuove difficoltà alla produzione idroelettrica a causa della terribile siccità di questo periodo e non solo. Il problema della transizione energetica, gli impatti che assumono soprattutto sui costi delle imprese per realizzare questa conversione energetica, ma in questo momento le sfide molto importanti che determinano questi eventi, tipo la siccità che stiamo vivendo adesso e che ci può portare anche in termini di razionamento delle difficoltà ulteriori che per una regione a elevata vocazione manifatturiera non è certo una bella notizia. L'occupazione cresce debolmente e soprattutto con contratti a tempo determinato, in un quadro in cui i salari non aumentano al passo con l'inflazione. I consumi comunque sono cresciuti più del reddito, del 4,7%, e la quota di imprese in utile o in pareggio è cresciuta nel 2021 di 8 punti percentuali.
L'ultimo aspetto favorevole è quello legato alla finanza pubblica. Noi abbiamo degli enti territoriali che hanno una buona situazione tecnica e questo rappresenta un prerequisito importante in vista della spendita dei fondi del PNRR. L'amministrazione comunale di Venezia ha deciso come prima misura straordinaria proprio contro la crisi idrica la chiusura di una parte delle fontane pubbliche di Venezia, città e delle isole. Su 155 fontane ne chiuderanno 61, corrispondenti a circa il 40%, distribuite omogeneamente per sestieri. Resteranno attive tutte le fontanelle collocate in prossimità delle fermate del trasporto pubblico e lungo i percorsi e i campi di maggior transito. Brutte notizie per il porto di Venezia, complice la mazzata al settore crocieristico, non rientra tra i primi 50 porti d'Europa. Venezia esclusa dai primi 50 porti crocieristici del Mediterraneo e dalla top 10 italiana, in cui fino al 2019 era al secondo posto dopo Civitavecchia. Nel 2021 al 16°. Si è fatta la scelta forte di eliminare il traffico dalla Giudecca, ma non si sono gestite le conseguenze, ha commentato il direttore di Clia Italia Galietti, in audizione alla Commissione Infrastrutture del Senato, spiegando la situazione che si è venuta a creare. Su Venezia, ha detto, si è registrata la decisione di eliminare il traffico dalla Giudecca e nel breve termine di fare ricorso ad accosti diffusi, soluzione temporanea che però non può durare a lungo. Noi vediamo un calo drastico nel traffico. I dati non sono affatto confortanti. Nel 2019 Venezia aveva totalizzato 497 navi e 1,6 milioni di passeggeri. Nel 2020 10 navi e 5.653 passeggeri, tutti nelle prime settimane. Nel 2021 33 navi, 29.115 passeggeri e per il 2022 sono previste tra le 130 e le 135 navi, per lo più a Marghera e Fusina. Nella notte tra martedì e mercoledì una turista tedesca di 83 anni è stata vista girovagare smarrita a Jesolo alle 4 del mattino in via Ugo Foscolo da un albergatore del posto. A quel punto la vicinata è accolta nel proprio albergo mettendole a disposizione una camera, poi ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto si è recata una pattuglia della polizia locale i cui agenti sono poi riusciti a risalire ai dati anagrafici della signora, riuscendo a individuare l'appartamento di sua proprietà della zona del Lido dove l'hanno riaccompagnata. Una vicenda a lieto fine grazie all'intervento dei nostri agenti, ha dichiarato il neosindaco De Zotti, e anche grazie al senso civico dimostrato dai cittadini che l'hanno soccorsa. Un centrodestra di maggioranza e uno di opposizione si è visto davvero in pochi casi. Speriamo serva di lezione per ripensare all'unità. Lo pensa il consigliere regionale Speranzon commentando proprio il risultato elettorale di Jesolo. A Jesolo la risposta degli elettori è stata indiscutibile, già al primo turno per la verità, con un voto nei confronti di De Zotti incredibile, a dimostrazione del lavoro che ha fatto lui, che ha fatto Fratelli d'Italia, che ha fatto la squadra. Nel commentare la vittoria elettorale di Christopher De Zotti, nuovo sindaco di Jesolo, il consigliere regionale veneziano di Fratelli d'Italia Speranzon evidenzia come la spaccatura nel centrodestra sia stata totalmente controproducente, in particolare nel caso di Jesolo. Registriamo anche con dispiacere la mancata occasione da parte del centrodestra di presentarsi unito in occasione delle elezioni comunali di Jesolo, perché Christopher De Zotti sarebbe potuto essere eletto sindaco al primo turno con tutta la coalizione. Invece c'è stato bisogno di 15 giorni supplementari e adesso vediamo che c'è la Lega e Forza Italia che sono all'opposizione in una città governata da Fratelli d'Italia. È una cosa un po' irrituale, vorrei dire che succede solo a Jesolo, speriamo che in occasione delle prossime elezioni anche questo risultato serva di lezione. Soprattutto in vista delle prossime elezioni, regionali comprese anche se non vicinissime, sottolinea Speranzon. Io credo che la stragrande maggioranza dei veneti, in tutte le occasioni in cui ha potuto esprimere la propria posizione politica, alle elezioni europee, alle elezioni politiche, alle elezioni regionali, ha sempre scelto in modo inequivocabile il centrodestra. Siamo ancora non vicini alle elezioni regionali, ma dobbiamo pensare comunque che dovremo proporre
un nuovo modello, sappiamo che non ci sarà più Zaia e quindi tutte le forze politiche di centrodestra e moderate dovranno riunirsi per individuare una strada di collaborazione senza invidie, senza gelosie, perché perdere, anche se si guadagna qualche punto percentuale come forza politica, non serve a nessuno. Dalla riqualificazione del centro alle scuole, per questi e altri interventi dovrebbero servire i fondi del PNRR chiesti dal Comune di Noventa di Piave. Riconfermato sindaco di Noventa di Piave al primo turno con oltre il 60% delle preferenze, Claudio Marian è già al lavoro nel suo secondo mandato per portare avanti quanto iniziato. C'è sicuramente da mettere a posto anche la viabilità, di modo che, come abbiamo parlato prima, chi viene si trovi bene anche dal punto di vista della mobilità, e collegare assolutamente il centro di Noventa di Piave al centro MacArthur Grand, e quindi la moda al food, e unire queste due realtà. Noventa è un paese in forte crescita, continua il primo cittadino parlando di mobilità, e i numeri sono chiari: 2.700 pendolari in entrata ogni giorno e 1.044 imprese attive sul territorio. Questi sono numeri importanti su cui poter lavorare per proseguire in questa fase di sviluppo sociale ed economico. E poi ci sono i fondi del PNRR. Noi ne abbiamo chiesti, qualcosa sono già arrivati e adesso cercheremo ancora di poter inserirci nei prossimi bandi. Come prima cosa, per la riqualificazione del centro, abbiamo fatto questa richiesta appunto per la riqualificazione del centro, per mettere a posto le nostre scuole e per le piste ciclabili. A 5 anni dalla tragedia, il sofà progettato da Gloria Trevisan, giovane padovana morta, lo ricorderete, nel rogo della Torre a Londra, è stato premiato a un concorso mondiale di design. Un progetto di Gloria Trevisan, la ragazza padovana morta insieme al fidanzato veneziano Marco Gottardi nel terribile incendio della Grenfell Tower di Londra nella notte del 14 giugno 2017, diventa realtà. La giovane laureata in architettura, prima di partire per Londra, aveva ideato un sofà, un progetto per la quale era stata contattata dal designer padovano Paolo Demel. L'incendio in cui perde la vita spezza i suoi sogni, ma ora a distanza di 5 anni quel sofà diventa realtà. Nel 2020, infatti, Paolo Demel presenta ad un concorso di design il suo sofà e si aggiudica il secondo posto. Oggi questo divano si chiama Gloria e porta il nome della sua ideatrice. La storia è raccontata dal presidente della regione Veneto Luca Zaia, che ha ricordato i due giovani e i loro talenti a 5 anni dalla terribile tragedia della Grenfell Tower. Conto alla rovescia, cambiamo decisamente tema per l'avvio dei saldi in Veneto che partiranno sabato, il 2 luglio. Ci sarà però una differenza rispetto agli anni scorsi, ovvero che gran parte dei negozi ha meno giacenze a seguito degli eventi legati alla pandemia, meno merce, che potrà corrispondere anche a saldi con percentuali meno eclatanti. Secondo un sondaggio di Confesercenti Veneto su un campione di circa 200 consumatori, il 60% è in attesa dei prossimi saldi estivi per acquistare articoli ai quali sta pensando da tempo. Si tratta in prevalenza di donne giovanissime, ma si guarda comunque alla spesa. Se infatti per il 62% dei consumatori il budget sarà pari a quello del 2021, per il 25% del campione sarà inferiore e solo il 14% prevede di spendere una cifra superiore. Si rinnova a Jesolo la visita delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, per trasmettere ai più giovani la passione per l'atletica leggera e insegnare i valori dello sport. Forse tra di loro ci sono alcuni dei campioni che applaudiremo domani. Allo stadio Armando Picchi di Jesolo più di 150 giovani atleti in erba, tra ragazzi e ragazze, hanno avuto modo di cimentarsi con tutte le specialità di atletica leggera, dalla corsa ai lanci ai salti, sotto la guida dei tecnici delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Da questo punto di vista, la straordinaria Olimpiade dei nostri atleti sta portando ad una crescita di interesse per l'intero movimento. L'edizione dell'anno scorso, di Tokyo 2020, è stata un'edizione straordinaria per le Fiamme Oro, ma non solo, per l'atletica italiana, e ci ha aiutato a portare nuovi ragazzi nelle piste di atletica e veramente i numeri sono aumentati. Noi siamo particolarmente orgogliosi del fatto che i nostri atleti siano stati ambasciatori di questo valore di provare a fare sport, e quindi i numeri sono cresciuti.
In pista con i campioni è arrivato alla 9ª edizione ed è dedicato a giovani che frequentano dalle scuole elementari alla seconda media, anche per insegnare che lo sport va oltre il gesto agonistico. Lo sport è possibilità di stare assieme, lo sport è sociale, lo sport è disciplina, facendo passare un messaggio chiaro che il divertimento deve essere sempre coniugato al sacrificio, e il sacrificio è quella cosa che nella vita, nello sport, a scuola permette poi di raggiungere anche degli obiettivi. Per un giorno alcuni atleti delle Fiamme Oro hanno quindi vestito i panni dell'allenatore, anche per trasmettere la passione per quella che è definita la regina degli sport ai più giovani. E proveranno a fare il salto con l'asta, il salto in lungo, il salto in alto, proveranno la partenza dei blocchi, pensate con il campione della velocità di 60 metri, il nostro Michael Tumi, e poi anche qualche gara di velocità, quindi anche una staffetta e poi anche il lancio del vortex che non può mancare. Provare a fare atletica, provare a far crescere questi ragazzi con i valori dello sport e poi con la speranza domani che possano diventare campioni, ma comunque dei cittadini migliori. Una notizia di sport nel finale, ufficializzata nella sala del Consiglio Comunale l'unione delle due squadre di calcio di San Donà di Piave a partire dal campionato 2023-2024. AC San Donà 1922 e Calcio San Donà saranno dunque un'unica squadra, mentre questa stagione sarà dedicata alla costruzione della struttura societaria con le diverse squadre che rimarranno impegnate nei rispettivi campionati, così dunque a San Donà. È tutto, grazie per essere stati con noi, ora le previsioni del tempo, poi l'edizione di Treviso. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Passata la veloce e debole perturbazione di origine atlantica, l'anticiclone africano torna a rinforzarsi ancora di più sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì 30 giugno. Sul Veneto il mese si conclude con poche novità rispetto ai giorni scorsi. Tanto sole, cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo locali addensamenti, specie in montagna dove sarà possibile anche una leggera variabilità con locali piovaschi. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 16 e 23 gradi, massime comprese invece tra i 29 e i 34 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, lo vediamo, cielo sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Temperature minime sui 20-24 gradi, massime intorno ai 29-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, in prevalenza soleggiato con qualche rovescio o temporale pomeridiano sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime sui 32-33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.